Digita, clicca, friulilanotte.net, il portale degli eventi e sagre in Friuli sempre aggiornato. Poiché esto es Fiesta and let's stop partying tomorrow. friulilanotte.net, un ricco calendario di feste, manifestazioni, concerti e spettacoli. Friuli la Notte è il portale numero 1 degli eventi in Friuli. Oltre 50.000 accessi mensili. friulilanotte.net è facile, veloce. Digita, clicca. Ben ritrovati gentili visitatori della redazione del friulilanotte.net. Fatemi innanzitutto ringraziare quanti continuano a visitarci, quanti contribuiscono anche al successo del nostro portale che ogni settimana vede un aumento, una crescita del numero dei visitatori. Grazie per questo e anche per le varie segnalazioni che ci arrivano quotidianamente, sono sempre numerose. Tutte le segnalazioni eventi infatti che voi ci spedite tramite l'apposita pagina dedicata con l'apposito form che compilate e dove premendo invia verrà pubblicato l'evento nel giro di qualche ora. Grazie per questo, andiamo subito con i principali eventi del fine settimana. Vi ricordo che queste sono solamente alcune pillole per il weekend in Friuli Venezia Giulia. L'elenco completo di tutti gli eventi è disponibile nel sito friulilanotte.net che sappiamo visitate quasi quotidianamente, molti di voi lo fanno, oppure per i nuovissimi vi è anche a disposizione un motore di ricerca, una stringa di ricerca in alto alla pagina dove associare una categoria o una provincia dell'evento che state cercando e premendo cerca avrete una lista completa degli eventi appunto a cui eravate interessati. Ma partiamo subito, andiamo con allora i principali eventi, partiamo con un paio di marce come facciamo abitualmente. La prima in provincia di Pordenone, siamo a Barcis e stiamo parlando della Panoramica. Domenica 29 giugno una marcia attraverso i boschi con i percorsi di chilometri 6, 13, 24 e la partenza è prevista dalle 8:30 alle 9:30 verso il centro polisportivo Campi di Calcetto. Un'altra marcia è quella che si tiene all'interno dei festeggiamenti di San Giovanni a Moimacco, è la Marcia Longa del Gallo, la marcia longa promossa nell'ambito della festa di San Giovanni. La manifestazione podistica è non competitiva, a passo libero, aperta a tutti con i chilometri 6-12. La partenza è prevista presso l'area festeggiamenti di via San Giovanni dalle 8:30 alle 9:30. Ancora andiamo a Cavalicco e vi parliamo di pizzi antichi. Cavalicco, l'antica arte del ricamo, torna al suo splendore con pizzi antichi, una mostra di ricami e pizzi realizzati a mano dal 1800 in poi, organizzata dal Circolo Culturale Cavalicco 2000 in collaborazione con il comune di Tavagnacco, allestita presso il suggestivo boschetto di Casa Mazzis a Cavalicco in via della Roggia 23. La mostra sarà inaugurata domenica 29 giugno alle ore 10:30. Passiamo ora ad alcune sagre in Friuli Venezia Giulia. Una di queste è quella del Bisat, così chiamata, a Cintello di Teglio Veneto. Si terrà nei giorni dal giorno 29 giugno fino al 13 luglio 2014 ed è la sagra paesana molto nota grazie alla specialità gastronomica che viene servita negli stand. Stiamo parlando ovviamente dell'anguilla, sapientemente cucinata da abili mani di cuoche e cuochi locali. Non vanno dimenticati però anche gli ottimi vini locali DOC dell'Ison Pramaggiore. Per tutta la durata dei festeggiamenti funzioneranno stand enogastronomici. La specialità anguilla anche verrà accompagnata da una attività collaterale che è quella della fornitissima pesca di beneficenza, ma anche il tendone giovani, birreria, musica, DJ, posti a sedere e un ampio parcheggio a vostra disposizione. Andiamo alla Fieste dei Croz, ci troviamo a Magnano in Riviera, la manifestazione che si svolgerà dal 28 giugno al 13 luglio 2014. Chioschi e la pista da ballo saranno completamente al coperto, sempre a disposizione rane indorate, calamari fritti, frico, cotoletta alla milanese con patate fritte e il vino del nostro Friuli Venezia Giulia. Ad Olegnano si tengono invece i festeggiamenti di San Pietro. Dal 28 al 30 giugno 2014 vengono organizzati i 106esimi festeggiamenti di San Pietro, chioschi enogastronomici con specialità locali, serate teatrali, ballo, cene paesane, tombola, pesca di beneficenza, fuochi artificiali. Andiamo in provincia di Pordenone, a Cimpello di Fiume Veneto, infatti vi sono i festeggiamenti cimpellesi dal 28 giugno al 14 luglio 2014, posti a sedere al coperto, ma anche apertura dei chioschi tutte le sere già dalle ore 19, grigliate miste con cottura alla brace, formaggio alla piastra, fritto misto, pollo, pasta, gnocchi, vini locali, chiosco giovani, musica con DJ, musica dal vivo, ballo con ingresso rigorosamente libero. A Moimacco abbiamo già accennato, si terrà la festa di San Giovanni, vi abbiamo parlato dell'evento collaterale, ovvero della marcia longa, ma si terrà proprio la festa, i festeggiamenti nei giorni che sono anche già iniziati, tra l'altro il 20 giugno fino al 29 giugno, quindi
quindi questa domenica compresa. Pesca con ricchi premi, troverete fornitissimi chioschi enogastronomici e poi ancora venerdì e sabato chioschi aperti dalle 17 e la gastronomia alle ore 19. Nella giornata di domenica 29 giugno i chioschi saranno aperti già dal mattino alle ore 10, la gastronomia anche a pranzo alle ore 12. La Sagra dei Gamberi è la sagra tanto attesa ogni anno a Saletto di Morsano al Tagliamento, dal 27 giugno al 6 luglio questa importante Sagra del Gambero che come da tradizione la Proloco Saletto rinnova organizzando appunto la Sagra del Gambero crostaceo di fiume. Tutti i giorni saranno aperti fondertissimi chioschi gastronomici, specialità gastronomiche, gamberi d'acqua dolce in salsa verde, pesca di beneficenza. Ancora Sagra degli Emui, Sagra delle Pugne Gialle di Rivignano in provincia di Udine, dal 27 al 6 luglio 2014 presso l'area festeggiamenti di Flambruzzo presso l'ex asilo. Stiamo parlando della 51esima edizione della Sagra delle Pugne Gialle con chioschi enogastronomici, ballo, specialità di carne, cotta alla brace, calamari fritti, ma anche vini tipici locali, posti a sedere al coperto e anche qui un ampio parcheggio a disposizione dei visitatori. La 45esima Sagra delle Fragole dei Lamponi è pronta a partire ad Attimis in provincia di Udine dal 27 al 6 luglio 2014. Si tratta, come detto, della 45esima edizione per 2 fine settimana consecutivi presso il Parco dei Conti d'Attimis che ospita la manifestazione. La sagra è un momento importante ed atteso per appassionati golosi di fragole e lamponi. Si possono degustare prelibate fragole, ma anche, come detto, i gustosi lamponi che vengono serviti al naturale, al limone, con panna e troverete numerose torte crostate a base di piccoli frutti del sottobosco e molte specialità enogastronomiche, tra cui il piatto tipico che è il risotto alle fragole. Per maggiori informazioni, oltre a visitare il nostro sito dove trovate l'evento specifico con locandine e programma dettagliato, potete anche digitare www.prolocoattimis.it. Festival della Birra di Dignano è quella che si rinnova con la 34esima edizione del Festival della Birra dal 27 giugno al 13 luglio, dove troverete chioschi fornitissimi che propongono grigliate miste, carne alla brace, calamari, pollo, patate, hot dog, wurstel ed hamburger. Anche uno sguardo al vicino Treviso, alla provincia di Treviso. Andiamo infatti ad Oderzo dove si tiene la sagra del patrono di San Tommaso dal 27 al 29 giugno ma anche in luglio dal 3 al 6 luglio. Per tutta la durata dei festeggiamenti troverete specialità alla griglia con vini tipici della zona pesca anche di beneficenza. Quinta edizione della ruota storica, troverete una sfilata di veicoli a ruote che si terrà questa domenica 29 giugno 2014 in occasione della sagra. Come ogni anno gli abitanti di Faè e da questa edizione anche tutti coloro che vogliono partecipare stanno già spolverando i propri mezzi. Si tratta infatti di trattori, auto, moto, motorini, vespe, bici, carretti e ogni altro mezzo che si voglia mettere a disposizione. Torniamo in provincia di Udine a Codroipo, siamo vicini alla sagra dei Santi Pietro e Paolo. Si ne rinnova la tradizione nella frazione di Zompicchia di Codroipo nella sagra paesana in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo, una manifestazione che si terrà nei giorni dal giorno 14 al 29 giugno 2014 con un programma ricco e anche numerosi eventi collaterali. Vi potrete trovare chioschi con forniti di specialità gastronomiche, pollo, baccalà, calamari, fricco, grigliate di carne, bistecche, tutto anche per asporto, carni rigorosamente cucinate nella locomotiva e allo spiedo e quindi affumicata. Una fornitissima enoteca birreria, birre nazionali ed estere in bottiglia e alla spina. Andiamo a Faè di Oderzo nuovamente, la sagra del patrono di San Tommaso. Oltre alla manifestazione di cui vi abbiamo parlato, potete trovare anche nel vicino paese di Oderzo la sagra del patrono, che è giunta alla quinta edizione della ruota storica, che è una vera e propria sfilata. Maggiori informazioni all'interno del nostro portale. Veniamo a uno degli eventi principali invece del fine settimana in Friuli Venezia Giulia, che è quello di Aria di Festa a San Daniele del Friuli, dal 27 al 30 giugno, la 30esima edizione di Aria di Festa con 4 giorni interamente dedicati all'enogastronomia di eccellenza con il prosciutto di San Daniele abbinato ai migliori vini locali della regione. Aziende aperte, quindi prosciuttifici apriranno le porte al pubblico con visite guidate, degustazioni e menù. Troverete nelle piazze anche concerti, intrattenimenti, mostre, tutti i giorni musica con palchi e aria di festa. Le location principali saranno quelle di Piazza Duomo, Parco del Castello, Piazza Pellegrino, Piazza 4 Novembre. Disco anni 80, 70,
pop rock, cover, italiana, blues, funky, insomma di ogni genere per i visitatori. Maggiori informazioni nel nostro sito oppure digitate www.prosciuttosandaniele.it. In conclusione andiamo a Premariacco, vi vogliamo presentare il torneo Bad Boys che molti di voi conoscono già dalle precedenti edizioni, in particolare i più giovani tra i nostri visitatori. Siamo infatti alla 16ª edizione che si svolgerà nei giorni 26, 27, 28 e 29 giugno 2014. La SD Azzurra di Premariacco ha organizzato ormai celebre torneo di giugno presso il Polisportivo di Premariacco, garantendo musica, sport e tanto divertimento grazie al tendone dei festeggiamenti. La location sarà quella del Polisportivo Comunale di Premariacco e si terranno molte manifestazioni. Ne citiamo alcune per brevità, alcune ad esempio possono essere come il calcio a 6, calcio tennis, calcio over 40, pallavolo 3+3, la corsa podistica, la Vespa Raduno, campeggio, intrattenimento, servizi attivi, iniziative, cena paesana con pasta asciutta, arrosto di maiale, polenta, patatine fritte e numerosi vini tipici locali. Con questo abbiamo concluso le principali pillole per il fine settimana, le principali iniziative nelle weekend per il Friuli Venezia Giulia. Per tutti gli altri eventi vi rimando al sito friulilanotte.net, dove troverete una categoria dedicata per ciascuna provincia, oltre anche alla presenza di un calendario dove sono segnate le varie giornate del mese. Cliccando sulla data precisa vi compariranno tutti gli eventi di quella categoria. Grazie per averci seguito, ci ritroviamo nella prossima edizione con le pillole in video per il fine settimana. Grazie, un caro saluto anche dalla redazione di friulilanotte.net. Ladies and gentlemen, la fiesta comienza. Let's go! Digita, clicca, friulilanotte.net, il portale degli eventi e sagre in Friuli sempre aggiornato. Porque esto es Fiesta and let's stop party tomorrow. friulilanotte.net, un ricco calendario di feste, manifestazioni, concerti e spettacoli. Friuli la Notte è il portale numero 1 degli eventi in Friuli. Oltre 50.000 accessi mensili. friulilanotte.net è facile, veloce. Digita, clicca.